Conferenza stampa stamani di presentazione del forum italo-libico da parte del Ministro degli Esteri onorevole Angelino Alfano. Il primo forum economico di Agrigento, secondo il Ministro, è un nuovo potente segnale della volontà dell'Italia di tendere la mano alla Libia. Siamo nella città della Sicilia che sta strategicamente di fronte alle coste africane. Vogliamo lanciare un messaggio di unità tra le due sponde opposte del Mediterraneo, un mare che ci accomuna. Ieri, ha detto Alfano alla conferenza di Roma sui paesi di transito delle crisi migratorie, ho annunciato oltre 20 milioni di euro di nuove iniziative a favore della Libia. Alla conferenza è emersa la forte consapevolezza che è necessario un maggiore investimento economico nelle comunità locali più colpite dal modello d'affare dei trafficanti. L'idea di questo primo forum economico è nata 2 mesi fa, durante un colloquio a Tripoli con il vice premier Maitig. Nonostante le difficoltà, la capitale libica è una città viva, dove c'è tanta domanda di Italia e di imprese italiane. Obiettivo del forum, secondo il Ministro, è avviare una riflessione approfondita, condivisa con il settore privato, sulle prospettive che si apriranno nel mercato libico per le imprese italiane, una volta ristabilite le necessarie condizioni di sicurezza, nonché sul futuro posizionamento del sistema economico italiano in Libia. Il forum riunisce per la prima volta i principali rappresentanti dell'imprenditoria, del mondo finanziario, della consulenza, italiani e libici, nonché i vertici del governo libico. Il forum sarà articolato su 4 settori strategici, quali energia e idrocarburi, infrastrutture e trasporti, telecomunicazioni, settore bancario e finanziario, tutti elementi centrali di un nuovo partenariato in grado di diventare il pilastro per lo sviluppo economico del Mediterraneo. Un mercato di grande opportunità, 500 milioni di consumatori, il 10% del PIL mondiale, il 20% del traffico marittimo e il 30% del commercio di petrolio. Il forum prevede interventi di qualificati relatori, fra cui vari ministri dell'economia, della finanza e rappresentanti della CDB, FACE, Confindustria, Unicredit, FSI, Leonardo, tra i numerosi partecipanti per parte italiana. Sarà anche firmata una dichiarazione congiunta italo-libica sul rilancio della cooperazione economica nella Valle dei Templi di Agrigento. Italia e Libia saranno determinate a collaborare in un partenariato economico sempre più strutturato e moderno. Con la dichiarazione confermiamo di voler rafforzare l'amicizia e la cooperazione nelle aree dello sviluppo economico e sociale e ci diciamo disponibili a promuovere in entrambi gli Stati ulteriori attività di cooperazione economica e commerciale tra soggetti pubblici e privati, sostenendo lo sviluppo del settore privato in Libia. È una decisione che nasce da una mia volontà di valorizzare Agrigento come città protagonista di un processo di pacificazione che noi speriamo essere rapido, essere più rapido che nel recente passato ed essere soprattutto effettivo.